È un dialogo tra musei e un dialogo tra loro e i visitatori, quello che punta a intessere la nuova card presentata al MEVE, il Memoriale Veneto della Grande Guerra di Montebelluna, che permetterà con un unico biglietto di visitare 8 musei veneti legati alla storia del primo conflitto mondiale. Storia da cui deve derivare non solo conoscenza, ma piena consapevolezza del valore della pace. Il progetto, intitolato Veneto My Card Grande Guerra, consentirà di muoversi nel tempo e nello spazio, dal Montello al Grappa, dal Vicentino al Basso Piave veneziano. La realizzazione di questa card consente al turista che arriva nel nostro territorio di poter fruire appieno di questo straordinario patrimonio diffuso che abbiamo nella nostra regione legato alla Grande Guerra. Il MEVE funziona veramente un po' proprio come mediatore. Il percorso di connessione tra i vari siti culturali, MEVE, Museo dell'Aria e dello Spazio di Due Carrare, Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, Museo degli Alpini di Bassano e ancora Museo della Bonifica di San Donà, Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza, Museo delle Forze Armate di Montecchio Maggiore e Museo della Terza Armata di Padova, ha portato dunque alla card acquistabile nel sito venetomycard.it. A gestirla sarà Coop Culture. La Veneto My Card dedicata alla Grande Guerra è l'ultima card tematica, è una card turistica che raccoglie inizialmente 8 musei insieme in questo circuito e ha un costo molto vantaggioso. Con 14 euro si ha l'accesso diretto attraverso la card che si compra online sul sito internet www.venetomycard.it. Grande guerra che parla al presente, a un territorio che ne ha portato e ne porta ancora oggi i segni profondi. E della comunicazione bellica tra il 1914 e il 1918 si occupa la mostra Comunicare in guerra, segnali, codici, propaganda, visitabile proprio al MEVE fino al 28 giugno, data tutt'altro che casuale, ricorrendo l'anniversario dell'attentato di Sarajevo da cui tutto partì. Un tassello di un'esposizione diffusa che interessa tutti gli 8 musei storici del territorio. Noi in questa mostra, attraverso una serie di pezzi straordinari e unici, dai primi apparecchi radio da campo fino alle dimostrazioni dell'intelligenza artificiale, prendiamo per mano il visitatore e lo conduciamo a prendere coscienza di qualcosa. E quel qualcosa è il fatto che di fronte al racconto della guerra noi non ci possiamo mai fidare veramente di niente e di nessuno.